Bisogna riacquistare credibilità e conquistare la fiducia della gente. Queste le priorità espresse ad Agrigento dal presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini alla convention di FLI in sostegno del candidato all'Ars Luigi Gentile. La terza carica dello Stato, parlando alla numerosa platea di sostenitori, ha anche espresso le proprie motivazioni sulla rottura con il PDL, dovuta, secondo Fini, alla poca chiarezza e lealtà del partito di Alfano, capace, ha detto il presidente della Camera, di farsi le proprie leggi senza dialogare con gli alleati. Se si continuava a negare che la legalità non è una fissazione, non è una bandierina da sventolare, la legalità deve essere una politica praticata quotidianamente nel nome di un principio, il principio secondo il quale la libertà ha dei confini, perché la mia libertà finisce da dove comincia la sua. E se non c'è la forza della legge a far sì che ogni cittadino rimanga nell'ambito di quella che è la propria libertà, si dà via libera all'arroganza, si dà via libera all'arbitrio, si dà via libera alla protervia. Ed eravamo buoni profeti quando dicevamo all'interno del PDL attenzione, perché ci sono troppi comportamenti che non hanno nulla a che vedere con la legalità e che sembrano fatti su misura per dimostrare che per qualcuno la legge non è uguale per tutti, ma al contrario per qualcuno la legge è considerata una cosa di coperta che può essere messa a proprio piacimento.